Tutto pronto per questa seconda corsa, premio Rotary Club Cervia Cesenatico. Quest'anno i driver saranno anche abbinati ai quartieri della città di Cesena, per i quali gareggeranno. Allora siamo in partenza. Con l'1 Unexpected Tile, Francesco Pettinari, 2 Garin Lubi, Francesco Facci, 3 Gio Giti, Alessandro Gocciadoro, 4 Genesi dei Venti, Antonio Di Nardo, 5 Ginger Joe Filippo Monti, 6 General Stile Horse, Roberto Vecchione, 7 Geronimo Trio René Legatti, 8 Gol B Vincenzo Gallo, 9 Gas Gas BFC Santu Raitala, 10 Jess Black Davide Di Stefano. Autostart che accelera in progressione, parte piano General Stile Horse. Andati. È veloce dall'esterno Ginger Trio che prova ad assumere l'iniziativa, all'interno c'è Unexpected Tile che prova ad opporglisi all'imbocco della prima curva. Unexpected Tile in vantaggio mentre ha sbagliato numero 4 Genesi dei Venti si accoda in squalificato. seconda posizione Ginger Trio alle spalle di Unexpected Tile, quale passa in 14,9 i primi 200 di corsa. Francesco Pettinari che ha preso la testa con lancio perfetto dal difficile numero 1 ed è in vantaggio nei confronti di Ginger Trio e Filippo Monti. In terza posizione allo steccato ci sono Garin Lubi e Francesco Facci che precedono Gio Giti e Alessandro Gocciadoro. L'avanzata esterna è quella di Gol B e Vincenzo Gallo. Va a fare la seconda pariglia esterna invece Gas Gas BFC con Santu Raitala. Se ne vanno 600 metri iniziali in 44,8, buono il ritmo imposto dalla femmina da Mr. JP al comando. Unexpected Tile sempre in evidenza, Gol B all'esterno, in corda rimane Ginger Trio, poi sempre Garin Lubi, quindi Gas Gas BFC che precede sempre Jess Black, poi Gio Giti, quindi alla retroguardia chiudono il gruppo Geronimo Trio e General Stile Horse. Se n'è andata una metà gara sotto il minuto, veloce, e adesso Gol B passa all'attacco, va ad apparigliare Unexpected Tile al chilometro girato in 1,14,8, insiste, sopravanza l'avversaria Gol B che mette 3/4 davanti a 500 dalla conclusione. Passato Gol B, si muove dalla corda Ginger Trio che prova a scavalcare Unexpected Tile, si muovono dalle retrovie con Gas Gas BFC che all'interno di Jess Black che si lancia in terza ruota. Intanto Gol B ha fatto il vuoto all'imbocco della dirittura d'arrivo, vi entra con 4 lunghezze di margine. Vincenzo Gallo che vuole timbrare il cartellino nella prima del Super Frustino, è in evidente vantaggio Gol B che non si può più prendere. Gol B nel finale viene a vincere mentre infiamma la lotta per il secondo con l'arrivo a centropista di Geronimo Trio che battezza Jess Black, poi ancora Ginger Trio e Garin Lubi. 2 minuti e 5 decimi sul mio il successo di Gol B Vincenzo Gallo per il training di Lorenzo Baldi, colore di Nicola Carofano. I primi 10 punti della serata vanno a Vincenzo Gallo che con il figlio di Village Mystique e Una Magia B si impongono nettamente. Era buona l'ultima prestazione, scendeva di categoria, venuto a tagliare il traguardo per primo, mentre da rivedere per il quinto posto Garin Lubi scomposto sul traguardo. Bisognerà andarne a verificare l'andatura. Quello che è netto e chiaro è il successo di Vincenzo Gallo con Gol B.